Si è concluso a Mestre, in provincia di Venezia, l'evento Mafia in Veneto, presenza nell'economia e nell'ambiente, una 3 giorni organizzata dalla sezione regionale del Veneto dell'Albo Gestori Ambientali assieme alla Camera di Commercio di Venezia Rovigo e l'Associazione Libera per discutere della presenza di organizzazioni criminali in settori strategici per il territorio, come ad esempio la gestione e lo smaltimento dei rifiuti. In Veneto, come un po' tutto il nord Italia, registriamo numerose organizzazioni che si sono affacciate proprio al mondo dell'ambiente, dei rifiuti, perché laddove c'è ricchezza, laddove c'è denaro, chiaramente le organizzazioni criminali, in particolare anche quelle di matrice organizzata, quindi le classiche mafie, chiaramente non perdono l'occasione per tuffarsi in questo mondo nel tentativo di arricchirsi illegalmente. La cosa importante è stata la collaborazione che abbiamo avuto tra il sistema camerale, le forze dell'ordine e le sezioni dell'Albo e anche l'Albo nazionale, e questo ci inorgoglisce e ci spinge anche a rinnovare il prossimo anno questo tipo di iniziative. La promozione della legalità ambientale passa anche dall'utilizzo dei nuovi strumenti digitali fornito dall'Albo di Gestori Ambientali alle forze dell'ordine. All'Albo sono iscritte ad oggi 170.000 micro, piccole, medie imprese, multi-utility pubbliche e multinazionali che intendono gestire i rifiuti. L'Albo gestisce i titoli abilitativi al trasporto conto terzi e conto proprio dei rifiuti e le autorizzazioni alle imprese che movimentano rifiuti per bonifica siti contaminati e bonifica contenenti amianto. L'Albo è completamente digitale dal 2017, quindi le imprese si iscrivono, si disiscrivono, variano la propria autorizzazione dalla loro sede legale, non si devono recare in nessuno sportello della pubblica amministrazione. La digitalizzazione e la dematerializzazione dei provvedimenti non solo velocizza e semplifica la vita delle imprese, ma fornisce agli enti di controllo con cui noi sigliamo protocolli su tutto il territorio e qui in Veneto sono attivi, per fornire alle forze dell'ordine delle applicazioni che semplicemente su strada, inquadrando la targa di un mezzo, facendo la foto alla targa di un mezzo, si finisce nei dati dell'Albo e si sa di quel mezzo di chi è il rappresentante legale dell'impresa, se è autorizzato o meno. Voi capite che questo azzera i tempi dei controlli sia per le forze dell'ordine sia per le imprese.